Il 2014 per il settore agroalimentare è un anno da dimenticare, tra i fattori che l'hanno messo in ginocchio: la crisi economica, il clima e da ultimo, ma non meno importante per gli effetti generati, l'embargo russo. Secondo i dati raccolti da Unioncamere fra gennaio e settembre 2014 il comparto è calato dell'11%, il calo sale a meno 30% per i prodotti alimentari soggetti specificatamente ad embargo. Parliamo della carne di manzo, suina e avicola, ma anche di frutta, verdura, latte e formaggi. La crisi ha poi fatto il resto facendo crollare i consumi interni. La produzione è stata quella dell'anno precedente, quindi circa 5,6 miliardi, in diminuzione le imprese, circa 66.000, e in diminuzione gli occupati. Per non parlare di un calo generalizzato dei prezzi che riduce la redditività delle imprese riportandole indietro di qualche anno. C'è poi la questione climatica che espone le aziende a grossi rischi. L'acqua anche nel Veneto, non si sarebbe mai detto fino al 2005, 2004-2005, sta diventando un fattore di criticità. Credo che su questo dobbiamo investire molto. Insomma, un anno, quello 2014, che ha messo a dura prova il comparto, e se il vitivinicolo continua a trainare, altri settori destano preoccupazione. Quello che invece che preoccupa è sicuramente il settore lattiero-caseario, il settore della carne, in qualche a margine anche i seminativi, perché sono legati spesso e volentieri ai mercati internazionali. Per il 2015 l'obiettivo è che il comparto rimanga competitivo, ma molto ci si aspetta dal piano di sviluppo rurale, nel quale la Regione ha investito 1 miliardo e 184 milioni che si riverseranno sul territorio.